Intensificati i controlli della polizia tra i vicoli della città vecchia. In diretta c'è il nostro inviato Giacinto Pinto. Sì, qui in Puglia aveva destato grande sconcerto la vicenda di un medico filmato in strada davanti al suo ambulatorio mentre picchiava un anziano paziente. Ebbene, oggi quel medico è stato arrestato dai carabinieri in provincia di Lecce ed è finito ai domiciliari. Intanto, lo dicevate, controlli intensificati anche qui a Bari. Vediamo da un elicottero della Polizia di Stato come si presentava la città oggi pomeriggio, completamente deserta, sembrava che non ci fosse nessuno, eppure noi in strada abbiamo trovato una situazione leggermente diversa, seguendo gli agenti nei controlli, il nostro servizio. Sì, buongiorno, è la polizia. Può scendere con un documento, gentilmente? Sì, mi faccia vestire perché ero nel letto. Casa per casa, da un angolo all'altro della città. Mi raccomando a non allontanarsi. No, sto vicino a casa, qui è casa mia dove mangiamo, sto preparando il pesce per domani. Gli agenti della Digos bussano alle porte di chi dovrebbe essere in quarantena. E qui? E qui non c'è nemmeno il cognome della persona che dovremmo sottoporre al controllo. Procederemo successivamente a degli accertamenti in ufficio. E in questura, a vigilare da remoto, ci sono anche 300 occhi elettronici. Appena notiamo un piccolo anche assembramento di persone, l'unità operativa di zona si reca sul posto per identificare e accertare la presenza di queste persone. Che ci fa da queste parti? Sto lavorando. Mi fa vedere un documento, per favore? Non ce l'ho. Sì, però togliete. Stiamo andando fuori le rapine. Chi non è in regola si giustifica come può. Ha finito la spesa, deve fare la spesa, quindi. Ma ho detto 5 minuti qua. Però non è il caso di venire a prendere il sole, sia ben chiaro. In distanza, mi raccomando. I controlli anche tra i vicoli, dove i tradizionali telai della pasta rimangono vuoti. Ma anche oggi le donne di Bari Vecchia sono qui, sull'uscio di casa. Premier al lavoro.